Il professor Giulio Paulis, preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Cagliari, ha inaugurato questo corso di formazione in lingua sarda per i dipendenti dell'Università di Cagliari, analogo a quello di altre amministrazioni. È importante che l'università partecipi non solo con la sua attività scientifica, ma anche che entri direttamente come amministrazione, insomma, apra a questa questione e l'affronti anche come suo modo di essere e di vivere, insomma. Sì, è importante questa iniziativa che rientra all'interno dei provvedimenti previsti dalla legge nazionale, la legge 482, che è volta a sviluppare la cultura e le lingue delle minoranze linguistiche, e tra queste minoranze linguistiche la legge nazionale riconosce anche quella sarda. Dunque l'introduzione delle varietà minoritarie all'interno della scuola della pubblica amministrazione ha uno scopo positivo, ossia quello di consolidare presso la comunità che fa un uso di queste lingue una considerazione maggiore nei confronti della lingua stessa. Perché una delle motivazioni che ha spinto queste popolazioni ad abbandonare progressivamente la propria parlata materna è stata la scarsa considerazione attribuita alla stessa. I genitori hanno evitato sempre di più di usare la lingua sarda nel parlare con i figli, pensando in questo modo di agevolarne l'inserimento nella scuola e poi nella società. Insomma, si è formato quello che gli specialisti chiamano complesso di inferiorità nei confronti della lingua, complesso di minoranza. Il fatto che la lingua è stata estromessa da tutte quelle situazioni che conferiscono prestigio all'uso della lingua stessa, e quindi gli usi pubblici della lingua, ha certamente favorito il diffondersi di questo complesso di minoranza, e dunque il ritorno della lingua all'interno delle amministrazioni può semplicemente da solo questo elemento non è sufficiente naturalmente per ridare vitalità alle lingue, ma può contribuire appunto a aiutare lo sviluppo della lingua. Professore, io le chiedo quale lingua sarda, perché la nostra lingua è una lingua ricca, ci sono molte varianti, quindi è sorta una discussione anche con molte polemiche. Come la vede lo studioso questa questione? Ma certamente non si può costringere le persone a parlare una varietà diversa da quella che ne possiedono naturalmente, quindi bisogna distinguere tra gli aspetti dell'uso orale e gli aspetti dell'uso scritto. C'è un'iniziativa politica da parte dell'amministrazione regionale volta a diffondere nei documenti scritti emananti dall'autorità regionale stessa l'uso di una varietà comune, ma con la possibilità naturalmente che tutte le altre amministrazioni impieghino la varietà da loro prescelta. E dunque mi sembra che in questo caso l'Università di Cagliari, essendo appunto l'Università di Cagliari, senza limitazioni, accogliendo anche la lingua amministrativa, faccia pure a fianco a questa uso della varietà meridionale, che è quella di riferimento per la gran parte degli utenti del servizio universitario, cioè degli studenti. Professore, lei è ricordato, è stato antesignano, ha scritto una lettera al rettore lamentando per una questione amministrativa, insomma lamentando carenza di personale, e gliel'ha indirizzata in sardo, l'ha poi letta anche qui nella nostra riunione, e poi ha avuto esito positivo perché poi è riuscita ad avere anche quella unità di personale. Però al di là di questo fatto, cioè l'uso del sardo dentro l'amministrazione è una questione positiva che deve essere incentivata e aiutata. Sì, come ho detto nell'intervento che ho fatto in apertura,
non è l'elemento fondamentale questo che ne possa servire a ridare vitalità all'uso della lingua, perché se non si promuove la trasmissione da generazione in generazione della lingua, la lingua muore. Dunque bisogna agire dal basso piuttosto che dall'alto, contemporaneamente dall'alto e dal basso. Ecco, nel caso specifico le famiglie che abbiano coscienza del fatto che la lingua sarda viene impiegata anche all'interno delle amministrazioni può invogliare a usarla anche all'interno della famiglia, perché può far aumentare, far salire, diciamo così, il livello di apprezzamento da parte della popolazione stessa nei confronti della lingua. L'università che già fa molto, insomma, che cosa può fare di più? Insomma, come vede lei il ruolo dell'università per la lingua sarda, per la tutela, perché venga parlata di più, perché venga approfondite tutte le questioni, così come può fare l'università? Ecco, qual è il ruolo dell'università? Il ruolo dell'università è quello anche di formare delle persone che siano in grado di insegnare anche la lingua nella scuola, quindi una funzione didattica sia per ciò che riguarda nello specifico l'insegnamento della lingua, ma anche l'insegnamento del valore culturale della lingua sarda, che è il punto di partenza anche per migliorare il senso di considerazione che si ha nei confronti della lingua. Cioè, se si ha coscienza del valore culturale della lingua che si parla, si riesce a tamponare in qualche maniera quel senso di sfiducia, quel senso di minoranza, appunto, di cui parlavo prima, quel complesso di minoranza che si è creato nei decenni nei confronti della lingua sarda. È auspicabile che all'università vi siano lezioni e corsi in lingua sarda. In fondo anche questo piccolo corso che stiamo facendo per il personale, diciamo, sarà un po' in italiano, ma molto in lingua sarda, molto in campidanese, anche in lugudorese, in altre varianti. Ma l'università nei corsi ufficiali potrà parlare sardo? Nei corsi ufficiali potrebbe anche parlare sardo. Naturalmente si ha la difficoltà di impiegare il sardo per argomenti in relazione ai quali non si è sviluppato un lessico specialistico. Proprio il fatto che il sardo inizialmente nel Medioevo, insomma, lingua di leggi, lingua dello Stato, sia stato relegato ad usi domestici, in pratica come lingua adatta per trattare argomenti all'interno della famiglia, oppure argomenti attinenti al mondo dei campi, la pastorizia e così via dicendo, ha fatto sì che questa lingua non abbia sviluppato tutta una serie di settori lessicali essenziali per esprimere i contenuti del mondo moderno. Quindi risulta un po' difficile trattare argomenti molto specialistici in sardo senza dare l'impressione di travestire l'italiano semplicemente con alcune terminazioni morfologiche all'interno della flessione nominale e verbale di tipo sardo, no? E questo, però lo sforzo di parlare in sardo in questi contesti può anche aiutare a trovare, a colmare quei vuoti lessicali, fondamentalmente lessicali, che ci sono, che costituiscono una difficoltà di esprimersi in questi certi argomenti di tipo storico oppure concernenti le tradizioni popolari, eccetera, più facilmente possono essere trattati in sardo. Abbiamo molta strada da fare, sì, e quindi è un buon auspicio questo. Grazie, professore.